E voi giovani dovete insegnare a tanti vecchietti qua o senso di camminare assieme e adorare a Dio assieme. E perciò che vogliamo oggi vivere questa grande esperienza con il nostro Dio, adorando Lui. Non importa la diversità, quello che importa è che lo Spirito Santo di Dio ci unisce a un solo popolo. Amen? Preghiamo. Nostro Padre, grazie per questo momento di adorazione a Te. Vogliamo, Padre, rallegrarsi, vogliamo in questo momento avere un'allegria, una gioia in Te e per Te. Grazie, oh Padre, per questo gruppo di persone qua. Lo Spirito Santo Tuo, Padre, è qua in mezzo a noi. E che questo Spirito possa unirci e fortificarci, oh Padre, come una sola gente, un solo popolo, Padre. E un popolo che possa dimostrare le virtù di Cristo Gesù, le virtù del Dio Padre, oh Padre. E questa unità possiamo vedere, oh Padre, dappertutto. Un popolo che possa parlare e predicare Cristo Gesù ovunque sia, Padre, e combattere veramente contro l'unico nemico che è il diavolo, Padre, e che la vittoria sia in Te e che lo Spirito Santo ci guidi a affrontare e a vivere questa grande conquista nel nome di Gesù, oh Padre. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo abbracciarti, possiamo iniziare questo momento di adorazione e possiamo rallegrarsi nel Signore perché la gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Ok, dove ho l'abbraccio, dove ho il saluto, ok? Iniziamo questo momento. Vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Il vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, io guardo al tuo amore. Siamo in chiesa l'allegria. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, io guardo al tuo amore. Sentiamo l'allegria. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Dentro al nostro cuore l'allegria del Signore è la nostra forza. 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 L'allegria del Signore
possiamo lodare il nostro Signore con allegria e con gioia. Beh, per quelli che non ci conoscono, siamo il gruppo di giovani della Chiesa Battista Agapi. E oggi è una serata molto speciale perché siamo in tanti, magari non ci conosciamo, siamo di chiese diverse, però io sono sicuro che abbiamo una cosa in comune a tutti: un Dio vivente, un Dio potente e un Dio che è con noi. Amen? Chi crede in questa cosa? Chi oggi è pieno di allegria e di gioia perché abbiamo un Dio che vive qua? Amen?
abbiamo una chiesa viva, amen? Chi crede in questa cosa, che siamo una chiesa viva? Ma siamo vivi per un motivo, perché abbiamo avuto un Dio che è morto, è stato morto per noi 2 anni fa, ma è tornato dopo 3 giorni, per questo che siamo una chiesa viva. Chi crede in questa cosa? Chi crede che abbiamo un Gesù Cristo? Chi crede che abbiamo un Dio vivente e potente? Amen? Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre, il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà. Cantiamo Per adorarti e rendere grande il tuo nome, solo a te, Signore. dare la lode che a te è dovuta. Siamo uniti qui.
Amen, Padre, ti ringraziamo ed è tutto per la tua lode, Padre, è tutto per il tuo onore. Noi ti ringraziamo perché tu sei immenso, Padre, ti ringraziamo perché se noi ci avviciniamo a te, noi possiamo vedere in parte quando tu sia grande, Padre, vedere in parte il tuo amore. Noi ti ringraziamo questa sera, noi siamo qui ai tuoi piedi, Padre, per far sì che tu sia innalzato, tu sia lodato, Padre. Ti prego di parlare ai nostri cuori, prepararci affinché che tu possa parlare, il tuo Spirito Santo, Padre, possa parlare, guarire i nostri cuori, Padre. E quanto doloroso sia, Padre, ma che venga fatto, Padre, che sia tutto quanto per la tua lode, il tuo onore, Padre, questa sera. E ti vogliamo ringraziare e lodarti. Tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che noi viviamo, Padre, lo vogliamo dare a te questa sera, Padre. Prezioso Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Prezioso Gesù, amo suono nella tua voce, le tue parole sono più preziose e più dolci miele. Tutto ciò che io
nostro tesoro è Gesù Cristo. Amen. Prova. Ok. Nel frattempo invito i fratelli a fare tutti i cambi necessari. Allora, prova, 1, 2, 3, sì? Ok? Perfetto. Siamo qui in una serata di lode e di adorazione. Nel frattempo vi potete sedere, fra qualche minuto continueremo il nostro evento. Vorrei solamente portarvi qualche parola, in particolare del Salmo 33, che inizia fra i suoi primi versetti in cui sta scritto: celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde, cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. Celebrate il Signore con ogni strumento, cantategli un cantico nuovo. Questo è il bello di una serata di lode ed adorazione. Siamo qua, siamo tutti insieme ad avere una bella serata, però lo facciamo tutto per il Signore, lo facciamo tutto esclusivamente per lodare a Lui, con cantici anche nuovi. La Bibbia ce lo dice, con ogni singolo strumento, non c'è qualcosa che non si può effettivamente suonare, ed è questo il bello. Se avete la vostra Bibbia cartacea, potete notare, magari non ce l'avete qua a casa, che se l'aprite esattamente a metà, troverete molto probabilmente il libro dei Salmi, un libro gigantesco, 150 capitoli, ma la cosa davvero bella, davvero interessante è che se aprite nella metà spaccata, se riuscite ad aprire la vostra Bibbia nella metà spaccata, magari ci servirà qualche tentativo, aprirete la vostra Bibbia nel Salmo 117. È un salmo molto particolare perché è il capitolo più corto della Bibbia, solamente 2 versetti. Ed è qualcosa di molto poetico che porta la vostra attenzione, perché in Salmo 117 sta scritto: lodate il Signore voi nazioni tutte, celebratelo voi tutti i popoli, poiché la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. Ed è molto poetico perché, essendo esattamente in centro alla Bibbia, questo è un ottimo riassunto di tutta la Bibbia. Ricordiamoci, inizia con questa storia da Genesi, percorre migliaia di anni di storia per finire in Apocalisse, e nell'esatta metà c'è forse la più grande verità con la quale possiamo ammirare questa storia. Lodate il Signore, poiché la sua bontà verso di voi, verso di noi, è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Perciò continuiamo la nostra serata di lode e di adorazione. Vi invito di nuovo ad alzarvi in piedi con gioia, con forza, con allegria, come una singola comunità, come un singolo popolo, utilizzando una singola voce, perché il Signore è buono, perché il Signore è fedele. Cantiamo insieme. Ciao e pace a tutti. Allora, sapete che la parola eclettico, ovvero una persona a cui piace qualsiasi tipo di musica o di canzone, come volete chiamare, ha la provenienza della stessa parola di chiesa, ecclesias. Questo significa che dentro la chiesa noi possiamo accogliere persone di diverse nazioni, diverse etnie, diverse culture, e anche la musica è collegata a questo. E allora, a me particolarmente piace molto il rock, ammetto. Per questo noi faremo un po' di folk, un po' di country, per dire: a noi piace essere chiesa, ecclesia, eclettici. Gloria a Dio per la vostra vita. Benedice il Signore,
Dio qua giù finirà. La mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Amen. Noi veniamo da due ville, siamo la chiesa ADM Due Ville, e siamo qui con tanta gioia nel cuore di poter partecipare ancora una volta di questo evento. Questa volta ci hanno dato la grazia di partecipare come giovani. Che bello! Perché il Rallegrate Youth. Ovvero, essere giovani non vuol dire non avere i capelli bianchi, è avere uno spirito che è ricolmo dallo Spirito Santo, e possiamo essere giovani, nonostante noi non siamo giovani. Alleluia. Avete capito, no? Che non sono giovane, però vabbè. Dai, La grazia di Dio
amore, ha dato la vita per me, per amore, solo per amore, ha dato la vita per me, per amore, solo per amore, ha dato la vita per me, per amore, solo per amore. Alleluia. Gloria a te Gesù. Per amore Lui ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Alleluia. volete rifare? Facciamo ancora? Che ne dite?
per la prossima volta, così ci invitate di nuovo. Sto preparando un cammino, raddrizzando i suoi sentieri e sempre più diminuendo, perché importa che lui cresca. In lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare i calzari suoi. In lui la mia vita sta e io cammino con la certezza che Gesù verrà. Per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sto preparando un cammino, raddrizzando i suoi sentieri e sempre più diminuendo, alleluia, perché importa che lui cresca. In lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare i calzari suoi. In lui la mia vita sta e io cammino con la certezza che Gesù verrà. Per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Egli, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, Egli verrà. Lui è sovrano in potenza e viverà, al controllo di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa, Egli verrà. Lui è sovrano in potenza e viverà, al controllo di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. Per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Egli,
dei miei giorni. Sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sto spendendo la mia vita, la nostra vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Gesù. Grazie per la tua presenza in questo luogo, Signore. Tu non hai scelto un gruppo separato, tu hai scelto una chiesa. Tu hai scelto coloro che ti adorano in spirito e in verità. Tu hai scelto coloro che hanno un cuore, Padre, versato per te. Un cuore che non misura la distanza, non misura ciò che ci può impedire di arrivare, ma che è sempre lì con te nella tua presenza, Padre. È per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Amen. Nella Bibbia ci sono tante definizioni per che cosa significa lodare, che cosa significa adorare insieme al nostro Signore. Una delle definizioni più belle che mi viene in mente nella Bibbia la possiamo trovare in Isaia, capitolo 61. Questo è un testo molto importante perché Gesù stesso l'ha letto davanti alla sinagoga della sua città, provocando l'ira di tutte le persone lì presenti. E in Isaia capitolo 61 sta scritto: lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti,
per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Mi piace così tanto il mantello della lode di uno spirito abbattuto. Ogni tanto diamo tanta importanza ai nostri sentimenti e pensiamo, ok, ma io non ho questa gioia dentro di me, io non ho questa felicità per arrivare, per cantare. Però vi invito a pensare alla lode non tanto come una dimostrazione di gioia, ma così come un mantello, un cappotto. Cappotto cosa serve? Il cappotto ce lo mettiamo quando il tempo non è buono, quando piove, quando fa freddo, noi ci prendiamo questo cappotto e ce lo mettiamo addosso. Io vi chiedo, con quel cappotto addosso improvvisamente smette di piovere? Improvvisamente comincia a fare più caldo? Il meteo cambia? No, però la nostra reazione a quel tempo atmosferico cambia. Perciò, sia che tu abbia un cuore afflitto, sia che tu in questo momento ti senta anche prigioniero di qualcosa, io ti invito a lodare insieme alla Santa Chiesa di Dio, tutti noi qua insieme, così per mettere un mantello di lode su quel dolore. Continuiamo la nostra serata cantando insieme. Amen. Pace a tutti, mentre che ancora ci alziamo in piedi per dedicare questo tempo di adorazione al nostro Re dei Re, a Lui che è degno. Noi siamo il gruppo di Sedico e siamo felicissimi di essere qua per adorare insieme. E iniziamo con questo canto bellissimo, dove le prime parole dicono: come un vasaio tu sei, la mia vita è nelle tue mani, plasmami e rimuovi ogni imperfezione da me. Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli e perdoni i miei sbagli. Questa sera credi in questo, che Gesù sta facendo una cosa nuova e vuole fare una cosa nuova nella tua vita. Tu sei, la mia vita è tra le tue mani, plasmami e rimuovi tu ogni imperfezione da me, e tu non mi getti mai via, mi prendi tutto da capo, mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me,
portami dove vuoi. Usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Fai di me ciò che vuoi, Portami dove vuoi. Usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Grazie Signore, perché ci rimodelli, ci perfezioni, riprendi tutto da capo. E mi hai liberato per liberare, 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 mi hai liberato, credi questo? Per liberare, dichiaralo questa sera, mi hai liberato per liberare ancora, e mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi. Usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi. Usa il mio dolore, offro il mio cuore, Tutta la mia vita è tua. credi che la tua vita appartiene a Cristo, che ha messo un nuovo fuoco in te. Lo possiamo cantare insieme, vediamo se l'abbiamo imparato. Fai di me ciò Che vuoi, portami dove vuoi. Usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita. ancora una volta. E fai di me ciò che vuoi, Portami dove vuoi. Usa il mio dolore, offro il mio cuore. tutta la mia vita è tua. Amen, amen. Dobbiamo continuare ad adorare te in spirito e verità, come tu hai detto nella Bibbia, come tu ci hai chiamato a fare. Noi vogliamo navigare nell'oceano dello spirito. Sappiamo che tu scendi come un fuoco. Grazie perché sei qui in mezzo a noi. Grazie per le parole che stai già mettendo nei cuori di ognuno. La tua presenza è qui.
vogliamo cantare questo, che noi navigheremo nell'oceano dello Spirito e lì adoreremo insieme come uno solo, l'abbiamo detto. Non importa quante denominazioni e quante chiese, siamo tutti figli di Dio. Abbiamo l'opportunità questa sera di adorare insieme con una sola voce. Io navigherò nell'oceano dello Spirito e li adorerò, l'Iddio dell'amore, ti adorerò. Dio della mia vita, comprendi il mio cuore senza nessuna spiegazione. Spirito, Spirito, che scendi come un e come a Pentecoste riempici di nuovo. Spirito, Spirito, che scendi come un fuoco e come a Pentecoste riempici di nuovo. Io navigherò nell'oceano dello Spirito e li adorerò, l'Iddio dell'amore, ti adorerò, Dio della mia vita, e ti adorerò, Dio della mia vita, comprendi il mio cuore senza nessuna spiegazione. Spirito, 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 che scendi come un fuoco e come a Pentecoste riempici di nuovo. Riempici di nuovo.
presenza in mezzo a noi. Cerca il Signore questa sera. Non ti fermare a un'emozione, ma cerca di più, perché c'è di più. Mi sono avvicinato a te, mi hai consumato coi tuoi occhi. Sono tutto tuo, mi sono avvicinato a te, mi hai consumato coi tuoi occhi. Sono tutto tuo, il fuoco nei tuoi occhi mi fa innamorare di te. Brucia ogni altro amore, brucia ogni altro amore. Mi sono avvicinato a te, mi hai consumato coi tuoi occhi. Sono tutto tuo, mi sono avvicinato a te, mi hai consumato coi tuoi occhi. E sono tutto tuo, il fuoco nei tuoi occhi mi fa innamorare di te. Brucia ogni altro amore, brucia ogni altro amore. È il fuoco nei tuoi occhi mi fa innamorare di te. Brucia ogni altro amore, brucia ogni altro amore. Brucia, brucia ogni altro amore. Noi questa sera vogliamo più di te. Forse pensi che sia finito qua, che l'emozione basta. Invece no. Quando diciamo getto legna sull'altare, questa sera continuiamo a gettare legna sull'altare, perché vogliamo un fuoco che arrivi fino al cielo, un fuoco di passione, di risveglio. Vogliamo vedere una fiamma inesauribile, inestinguibile, che non si ferma di fronte a niente. La tempesta e il vento non potranno fermarti, non potranno fermarci. Allora questa sera gettiamo legna. Getto ancora fame, getto legna sull'altare. Vieni col tuo fuoco, brucia in me, Signore. Dentro me c'è ancora fame, getto legna sull'altare. Vieni col tuo fuoco, brucia in me, Signore. Dentro me c'è ancora fame, getto legna sull'altare. Vieni col tuo fuoco, brucia in me, Signore. Dentro me c'è ancora fame, getto legna sull'altare. Vieni col tuo fuoco, brucia in me, Signore. Dentro me c'è ancora fame, getto legna sull'altare. Vieni col tuo fuoco, brucia
mi fa innamorar di te. Brucia ogni altro amore, brucia ogni altro amore dentro me, e dentro me c'è ancora fame, getto legna sull'altare, vieni col tuo fuoco, brucia in me Signore, dentro me c'è ancora fame, getto legna sull'altare, e vieni col tuo fuoco, brucia in me Signore. Gloria, gloria a te. Solo te. Solo te vogliamo vedere, 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 solo te ancora vogliamo vedere, solo te vogliamo vedere, solo te vogliamo vedere, solo te. Cosa vedono gli angeli per gridare che sei santo? Cosa vedono gli angeli per gridare santo? Cosa vedono gli angeli per gridare che sei santo? Cosa vedono gli angeli per gridare santo? Solo te vogliamo vedere, vogliamo vedere solamente te. Vogliamo vedere solo te, 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 vogliamo vedere solo te.
mentre che prendiamo posto, sapete, a me piace stare più giù. Posso venire giù, mi sento più vicino, non sono abituato. Devo scollegarmi però, se no... Eccoci, più vicini. Amen. Allora, pace a tutti. Spero che già questo momento abbia toccato il vostro cuore. Per me possiamo andare via. Per me, già lo Spirito Santo ha detto così tante cose. E innanzitutto volevo ringraziare tutti i pastori, tutti gli organizzatori di questo evento per appunto questa opportunità di portare questo messaggio. Ringrazio anche il pastore Samuel che ha suonato con noi e ringrazio il pastore Mario, ringrazio veramente tutti quanti. Per me è veramente un onore. Sono agitato sì, però allo stesso tempo ho pregato così tanto che la parola che ha rilasciato in me ho detto vai, è questo quello che dovrei dire. Per chi non mi conoscesse, io appunto sono Daniele, nel buon aiuto, vengo da Sedico, dalla chiesa del pastore Mario e pastore Gino, e sono il responsabile dei giovani insieme a mia moglie, che adesso mi seguirà un po' in videochiamata, che non è potuta essere qua. Abbiamo 2 bimbi, uno di 6 e uno di 3 anni. E detto questo, dite, va bene, adesso vogliamo la parola. E tu, io fino a un certo punto, la parola è la cosa più importante. Di cosa voglio parlarvi questa sera? Innanzitutto, questo messaggio è per chi ancora non conosce Gesù, ma anche per tutti quelli che lo conoscono. Magari lo conoscono già da tempo, però stanno passando un momento di aridità, stanno passando un momento dove non senti più nulla, un momento dove fai le cose in maniera meccanica, però hai perso la passione e quel fuoco che alimentava la tua fede. E voglio raccontarvi un po' una storia che una volta ascoltando questo mi è piaciuto tantissimo. Allora, nei primi anni in che inventarono gli aerei, non potevano mai immaginare che... Scusate? Ah, grazie. I primi anni che inventarono l'aereo non potevano mai immaginare che un giorno saremmo arrivati a rompere la barriera del suono. Perché quando l'aereo si avvicina a rompere la barriera del suono, inizia tutto a tremare, tutto inizia tutto instabile, e quindi appena avvertivano questo frenavi e ritornavi indietro. E io voglio dirvi un po', è un po' come la mia vecchia Fiat Punto. Ho preparato un'immagine, ho chiesto di proiettare un'immagine. Io avevo una bellissima Fiat Punto azzurrina, era bellissima, nessuno mi dica niente, e c'è solo questo. E ancora prima ho imparato a guidare con una vecchia Panda, il pandino mitico che è indistruttibile, no? Allora, molto bella, tutto quanto, però cosa succedeva? In autostrada, superati i 110 km orari, iniziavo un pochettino a tremare tutto, no? Solo che in questo caso non rompevo la barriera del suono, si rompeva la macchina. È un po' come nei cartoni animati, a un certo punto tu arrivavi all'arrivo con solo il volante in mano, perché succedeva un po' questo, quindi la paura era questa qua. Però dopo qualche anno, ritornando alla storia dei piloti e degli aerei, succedeva che un pilota decise di provarci. Inizia, sale su, inizia a prendere velocità, va, non si ferma. E sapete, la barriera del suono è intorno a 1200 km orari, un po' di più. Allora questo arriva a 1200, tutto che tremava. A un certo punto, sapete cosa succede? Pam! Senti quel botto, l'aereo rompe la barriera del suono
e tutto fila liscio. Niente più vibrazioni, niente di niente. E molte persone non riescono a superare la loro barriera del suono personale e non riescono a vivere la vita che Dio ha preparato per loro. Perché nel momento in cui decidono di impegnarsi di più, di fare qualcosa di più per Dio, non so, da oggi leggo di più la Bibbia, da oggi voglio pregare di più, da oggi andrò a tutte le riunioni durante la settimana in chiesa, sì, ce la farò, però inizi a sentire tutte queste vibrazioni intorno a te e decidi di ritornare indietro. Oppure senti parlare di Gesù. Magari non so chi di voi qua non ha mai sentito parlare di Gesù ed è la prima volta che si trova in una situazione così. E dici wow, che bella serata, che belle canzoni, senti qualcosa dentro di te, però decidi di ritornare indietro. E sai, l'impegno e le difficoltà mettono in noi, è difficile riuscire a perseverare. Voglio parlare un po' di questo. Tutte queste vibrazioni ci fanno perdere d'animo, ci scoraggiano. E una cosa che sta distruggendo la nostra generazione è l'incostanza. Perché, non lo so, quanti di voi leggono libri? Pochi ancora leggono libri, però qualcuno c'è. Quante volte ci diciamo sì, ora lo devo leggere, inizi ma poi non riesco, non ho tempo e rimane là, poverino, questo libro impolverato. Oppure, non so, quando andiamo ai ritiri, quando andiamo alle conferenze come questa sera, siamo carichissimi perché sì, sono pronto, cambiami la vita, Gesù sono pronto. Sì, ok, ma poi durante la settimana, ogni giorno nella tua vita, serve perseveranza. E la perseveranza significa io mantengo la mia posizione, quello che ho deciso di fare, indipendentemente dalle circostanze, dalle situazioni che possono essere più o meno difficili intorno a me. Anche significa che se io passo un momento bruttissimo della mia vita, io scelgo che rimango e ogni giorno leggo la mia Bibbia, ogni giorno io voglio pregare. E alle volte ne diciamo questa settimana ho avuto problemi in famiglia e non sono riuscito a leggere la Bibbia. Ma come? Proprio quando dovevi leggerla, proprio perché stavi attraversando un momento difficile. Ci fermiamo. E alcuni stanno perdendo un po' l'entusiasmo. E dici, voglio di più, non sento niente. E alcuni subiscono, no? Stanno lì, aspettano domenica dopo domenica, volta dopo volta, ma perdi quell'entusiasmo che ti accendeva. E questa sera voglio riaccendere. Desiderate anche voi questo? Riaccendere qualcosa? E quindi ci sono dei momenti dove ci sentiamo più aridi, dei momenti dove affrontiamo difficoltà, dove siamo demotivati, dove siamo tristi. E io voglio farti vedere cosa succede quando il diavolo viene e inizia a rubare tutto dalla tua vita. Inizia a rubare, a prendersi ciò che non gli appartiene. E voglio leggere insieme a voi in 1 Samuele 30. Oggi leggeremo più che altro questo passo che a me ogni volta che lo leggo dico wow. Analizziamo un po' insieme. Io quando leggo la Bibbia mi piace immedesimarmi, cioè mi immagino quel luogo, mi immagino le persone, mi immagino un pochettino tutto quanto, no? Cerco di fare tipo un film, no? Dentro, di vedere tutte le scene. Quindi cerchiamo di fare queste insieme. Quindi 1 Samuele 30 dice così. 3 giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città,
essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Fermiamoci un attimo. Avete capito la situazione? Allora, l'esercito con Davide stavano ritornando nel loro accampamento, dopo lotte, dopo battaglie, erano stanchi, arrivano finalmente, cosa trovano? Niente. Erano passati gli Amalechiti, avevano rubato loro famiglie, loro mogli, i loro bambini, tutto quello che gli apparteneva. Quindi immaginate che momento, immaginate che sofferenza per ognuno di loro. Ma andiamo avanti, vediamo cosa succede. Le due mogli di Davide, Ahinoam e Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabale, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abitar, figlio di Ahimelech: ti prego, portami qua l'efod. Abitar portò l'efod a Davide e Davide consultò il Signore dicendo: deve inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? Il Signore rispose: inseguila, perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente Besor. Ok, fermiamoci ancora. Mi piace tenere un po' di suspense. Ce la faranno? Non riusciranno? Ci riusciranno? Chi lo sa, lo leggiamo dopo. E quindi, come vi dicevo, arrivano nell'accampamento, non trovano nessuno, avevano rubato ogni cosa e per giunta tutto l'esercito volevano uccidere pure Davide. E lui prega, si è fortificato nel Signore, ha preso le forze, ha chiesto: devo andare? Il Signore gli dice: vai. Però la cosa assurda è che mentre che iniziano ad andare, partono in 600, ma arrivati al primo torrente, che era difficile da attraversare, 200 rimasero indietro. Ma come? Dall'altra parte c'è la tua famiglia, dall'altra parte c'è tua moglie e i tuoi figli, però si sono fermati perché erano troppo stanchi. Continuano, vanno avanti, non importa, andiamo avanti e si fermano di nuovo. Ma come ti senti così tanto stanco da non andare a riconquistare quello che il diavolo ti sta rubando? Tanti si sono già fatti rubare la gioia, l'entusiasmo, quel fuoco che c'era dentro, e si sono fatti, hanno impiantato in loro tutti questi pensieri negativi. Immagina se Davide, lì in quel momento, tutti lo volevano lapidare, si fosse arrabbiato. Avrebbe detto: ah, io ti servo, ecco, adesso mi hai rubato tutti, basta, e fosse stato negativo. La sua vita probabilmente sarebbe finita lì. Ma lui non ha voluto dare ascolto a questo, ha voluto fortificarsi nel Signore, ha detto: adesso io vado a riprendere ciò che è mio. Però noi alle volte attraversiamo queste circostanze e situazioni. Il diavolo viene, ti ruba l'entusiasmo, ti ruba la gioia, ti ruba quel fuoco che alimentava, che c'era dentro di te, e noi siamo troppo stanchi per attraversare un torrente, una situazione difficile. Siamo troppo stanchi, veramente. E sapete quando ci sentiamo male? Ci sentiamo male quando facciamo affidamento sulle nostre capacità. E se tu stai dipendendo dai tuoi successi o dai tuoi fallimenti, non stai dipendendo da Dio. E io non voglio dipendere dai miei fallimenti o successi. Io non posso niente senza Dio. In Giovanni c'è scritto: non potete fare nulla senza di me.
Diciamo no, ma Dio, ma sai, ma questo qua è la situazione in cui mi trovo, è il lavoro, non posso venire in chiesa. Però il lavoro te l'ha dato Dio. Quella situazione, la famiglia in cui sei, in cui ti trovi. E quello che ti posso dire, se tu già conosci Dio, è proteggi la tua intimità con Dio. Non dite, sì, ma io dedico un po' di tempo a Dio, sì, ma però Lui non vuole la nostra elemosina. Ma io 10 minuti al giorno li faccio. Dio non cerca questo da noi. E non è una questione di tempo, è una questione di cuore, è una questione di io ho bisogno di stare ogni giorno ai Suoi piedi, ho bisogno di sentirlo, ho bisogno di sentire un fuoco che alimenta sempre e ogni giorno dentro di me. E quindi io non lo so se stai vivendo un tempo bellissimo o un tempo bruttissimo nella tua vita, però misura la tua spiritualità col tempo che stai con Dio. Perché in Colossesi 2,7, non l'ho fatto preparare, ma dice essendo radicati ed edificati in Lui. Questo ci chiama a essere radicati in Lui. E sai, la nostra vita dipende dalla base sulla quale è fondata la nostra fede. Tu puoi costruire il ministero più bello, più grande di tutti, la relazione amorosa, per quanti ragazzi ci sono qua, la relazione amorosa più bella, che sembra andare tutto bene, ma se la base non è giusta, se la base non è Cristo, tutto crolla. Tutto crolla. E quello che vuole fare il nemico è fregarti e rubarti quella gioia e quell'entusiasmo. Riprendi la gioia. Magari hai fallito in qualcosa, ma non importa, non fa di te una persona fallita. Hai sbagliato qualcosa, rialzati e ricomincia. E nell'ultima parte della storia, dal 17 al 20, andiamo a vedere come va a finire. Siete d'accordo? Non siete curiosi? Dice Davide, ho saltato un po' una parte dove c'è un egiziano, incontra un egiziano abbandonato e gli dice come arrivare all'accampamento di questi amalechiti. E adesso andiamo a vedere cosa succede dal 17. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani e non uno ne scampò, tranne 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Davide recuperò tutto quello che gli amalechiti avevano portato via e liberò anche le sue 2 mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né figli né figlie, e nulla del bottino, nulla che gli amalechiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto. Davide riprese anche tutte le greggi, tutti gli armamenti. Quelli che conducevano questo bestiame e camminavano alla sua testa dicevano: questo è il bottino di Davide. Grazie. Quindi va a finire bene. Va a finire bene, riescono a riconquistare quello che era stato preso. Ma la cosa bella è che riprende tutto e non è che dice: ah, voi che vi siete fermati, adesso non vi do niente. No, riprende tutto e riporta tutto indietro, dà benedizione a tutti quanti. Tu puoi essere una benedizione per tutti gli altri, anche quelli che si sentono stanchi, anche quelli che non ce la fanno più ad andare avanti. Tu sei pronto, non è il pastore che deve essere sempre pronto, è solo il pastore che deve andare dagli altri e incoraggiarli. Io no. No, tu hai la capacità di incoraggiare qualcun altro, di riprendere quello che ti hanno rubato e di incoraggiare e dire: dai, andiamo insieme a riprendere quello che ci hanno rubato, quello che ci hanno preso. E arrivando alla conclusione, voglio darti questa sera 5 punti. 5 punti che ti aiuteranno a ricordare ciò che la Bibbia ha detto su di te, ciò che Dio ha detto su di te, le sue promesse meravigliose, i suoi insegnamenti entusiasmanti. Oppure, se non hai mai sentito parlare di questo Gesù, sono 5 punti che ti aiuteranno a conoscerlo.
Ed ecco qua i 5 punti che ti ricorderanno quanto Dio ti ama. 1. Dio ti ha creato con cura e intenzione. Nel Salmo 139, il versetto 13 e 14, è Davide che parla e dice: tu hai formato le mie reni, mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti lodo perché sono stato fatto in modo stupendo e meraviglioso. Wow! Dì alla persona al tuo fianco: tu sei stupendo e meraviglioso. Dio ti ha creato stupendo e meraviglioso. Tu sei prezioso ai suoi occhi, Lui ti ha creato con amore. Punto numero 2, Dio ti chiama figlio e non servo. In Galati 4, i versetti 6 e 7 dicono: è perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Il peccato ti rende schiavo, Dio ti rende figlio. Tocca il tuo cuore e ti cambia e ti trasforma. Punto numero 3. Dio ha mandato Gesù per te. E quindi vediamo quanti hanno fatto la scuola domenicale. Giovanni 3,16. C'è scritto. Troppo facile così, però bravi. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Non a caso tra i 5 punti l'ho messo nel centrale, perché il messaggio centrale della Bibbia è proprio questo: il sacrificio di quello che Gesù ha fatto per te. Gesù ti ha amato così tanto che ha sacrificato la sua vita per salvarti, per darti nuova vita, per darti quell'entusiasmo di cui parlavamo prima. Numero 4, Dio è sempre con te, anche nei momenti difficili. In Isaia 41, 10 dice: non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, ti aiuto, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Quindi ricorda, non sei mai solo, perché il suo amore ti sostiene sempre. E ricapitoliamo i punti, quindi. Dio ti ha creato con cura e intenzione. Dio ti chiama figlio, figlia e non servo. Dio ha mandato Gesù per te. Dio è sempre con te anche nei momenti difficili. E quinto punto, Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita. In Geremia 29, 11 dice: io infatti conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Quindi il suo amore è perfetto, il suo piano per te è qualcosa di perfetto. E quindi questa sera, e questo è il messaggio, sto concludendo, già alcuni erano preoccupati, quanto tempo prenderà? Questo è il messaggio che voglio darti. Di questa sera io voglio di più della tua presenza. Veramente vuoi permettere al diavolo di venire e di rubarti tutto quello che ti appartiene? Io non chiederò di alzare la mano questa sera, ma quanti di voi qua stanno passando un periodo magari di depressione? Quanti stanno passando un periodo dove non sentono le forze per continuare? Dici: basta, sono sempre stanco. Quanti stanno passando un periodo dove gli va tutto storto? Vado a scuola e va tutto male, vado a casa e va tutto male, e i miei genitori litigano, e succede questo, e succede quell'altro. Questo è il nemico che viene e che ruba, prende. Tu non te ne accorgerai subito. Viene, prende.
e inizi a mettere pensieri negativi dentro di te e inizi a vedere tutto male, tutto che non va bene, e tu capisci che una persona che si sta allontanando da Dio la riconosci subito, perché inizia a parlare male di tu, tutto non va bene, tutto è no, è quello sbagliato, io sono nel giusto. Il diavolo viene e ruba. Però io voglio leggerti l'ultimo versetto. Perché non c'è niente deve permettere di farti rubare. Non devi permettere a niente, a nessuna cosa di farti rubare quello che Dio ha dichiarato per la tua vita. Se tu non conosci Dio, Dio ha dichiarato nella tua vita che sei fatto in un modo stupendo e perfetto. Dio ha dichiarato nella tua vita che ti proteggerà e ti sosterrà in ogni situazione, in ogni circostanza, che sarà sempre con te. Dio ha dichiarato che ha donato suo figlio per darti una vita. Pensate che amore. E quindi voglio leggere in Romani 8, dal 38 al 39, che dice: io infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Che potenza in questo! Non permettere a niente di separarti dall'amore di Dio. Questa sera riprendi tutto. Lo so che sei stanco. Lo so che quando il diavolo viene ti ruba tutta l'energia e non ce la fai più. E che quel torrente che ti trovi davanti dici: ma non ce la farò. Ma io affogherò se passerò quel torrente. Ma ricorda che dall'altra parte sono moglie, figli, ci sono tutto quello che Dio ti ha dato. Ti ricordi quel fuoco di quando hai conosciuto Dio? Dov'è adesso? Dall'altra parte del fiume. Prendi le forze questa sera e vada a riprendere. Vada a riprendere quello che è mio. Vada a riprendere quello che Dio mi ha promesso. E mentre che iniziamo ad alzarci in piedi, a dedicare questo tempo a Dio, in preghiera, io lascerò la parola ai pastori. Non so se sentite di pregare per questo. Se ancora volete dire: io ancora non conosco Gesù, ma questa sera ho sentito parlare di quello che Dio fa nella mia vita e voglio conoscerlo. Oppure se sei qua che dici: mi sento che mi ha rubato tutto, ma questa sera io corro al Padre e mi riprendo tutto e mi riprendo il fuoco. Se tu senti questo, prega questa sera, perché sono certo che Lui rimetterà un fuoco nuovo dentro di te e uscirai di qua come una persona diversa e cambiata. Amen. C'è qualcuno che vuole fare questo questa sera, ma farlo proprio come un passo di fede? Se senti questo, vieni qua davanti, perché vogliamo pregare. Fa paura, è vero, venire qua davanti. Sei stanco, è vero, di tutte le situazioni difficili che passi. Oppure semplicemente alza la tua mano se desideri un fuoco nuovo. Perché vogliamo pregare insieme. Non lasciare che questa stanchezza ti fermi, che la paura di cosa penseranno gli altri. Vai a riprendere ciò che è tuo.
fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare di te. Brucia ogni altro amore, il fuoco nei tuoi occhi mi fa innamorare di te. Brucia ogni altro amore, brucia ogni altro amore. Amen. Signore, io voglio pregarti questa sera per ogni persona che è qua, per tutti quelli che stanno prendendo questo passo di fede. E se ancora, voglio dirtelo, se ancora tu non conosci Gesù e vuoi fare questo passo di fede, vuoi ricevere questo fuoco, questa vita eterna di cui parlava Gesù, vieni qua davanti perché pregheremo per te. E io intanto prego per ognuno di voi, per tutti quelli che hanno alzato la mano, per tutti quelli che stanno attraversando un momento difficile. Oh Signore, grazie perché tu ci ami, grazie per le promesse che tu hai fatto nella Bibbia, grazie per quello che hai detto su ognuno di noi. Se il nemico è venuto ed ha rubato delle cose, noi questa sera le riprendiamo e desideriamo che questo fuoco non smetta mai di bruciare dentro di noi. Quindi ti prego per tutte queste persone che stanno passando un momento di aridità, dove dicevano: Signore, non ti sentivo, Signore, da tanto che ti cercavo ma non riuscivo più a sentire la tua voce. Bene, questa sera ti dice: figlio, figlia, sono qua per dirti che ti amo, sono sempre stata al tuo fianco, non ti ho mai lasciato, però adesso non dare più ascolto alla voce del nemico, dai ascolta alla mia voce, dai ascolta alle mie parole. E io ti dico: figlio, figlia, io ti amo, ti ho creato in modo stupendo, ti dico che sono morto per te, sono risorto per te, ti dico che sarò con te in ogni tuo progetto e situazione. Questa sera rialzati, questa sera prendi nuove forze, questa sera prendi una nuova vita, perché da questa sera tu uscirai di qua una persona cambiata, nuova, con un fuoco nuovo inestinguibile. Questa sera tu uscirai di qua e parlerai alle persone di Gesù, questo cambiamento che ha fatto in te, questa forza che ha messo in te. Non guarderai più al negativo, ma guarderai in alto verso il cielo. Ti prego per ognuno di loro, per ognuno di noi, e tutto questo voglio chiederlo nel tuo nome meraviglioso. Amen, amen, amen. Potete sedervi. Amen. Venite. Glorificato sia il nome del nostro Cristo. È meraviglioso poter essere qui nuovamente come Chiesa di Cristo. Non c'è un nome, ma c'è un nome sopra tutti i nomi, che è del nostro Signore Cristo Gesù. Amen. Non so se tutti che sono qui in questa sera conosce il progetto Rallegrati. Questo progetto è nato tantissimi anni fa. Parliamo di cosa? 10, 12 anni, 13? Non mi ricordo più. Sì? Ecco, abbiamo parlato prima, questa edizione dei Rallegrati, questo è il secondo youth. Qual è la intenzione? È di tramandare quel desiderio che è nato nel nostro cuore. Il bello del progetto Rallegrati è che non ha appartenenza a una chiesa, appartiene a varie chiese. Ed è nato quando eravamo in via Fonderia,
Oggi nel gruppo ci sono fratelli della Chiesa Battista, ci sono fratelli come me, ex Chiesa Battista, oggi CCM Venezia, c'è il nostro fratello Jean Rode che non è potuto venire perché è ammalato, che è appartenente alla Chiesa di Feltre, Calvary Shop. E ecco, il desiderio è di spaccare le mura, di rompere barriere tra le chiese, di ritrovarci in momenti in comune come questo, dove il nome del nostro Cristo è esaltato. Amen. E noi vogliamo invitare in questo momento, un momento molto particolare, a volte delicato, polemico, ma colui che ha iniziato la sua buona opera porterà fino alla fine. E noi dobbiamo onorare questo Dio. Noi faremo adesso un momento di offerta. Questa raccolta è una raccolta spontanea, non va intascata, è una raccolta che va dopo gettata nel progetto Rallegrati, cioè va sfruttato per fare un prossimo Rallegrati, che non so se possiamo fare come si dice? No, è burlare la sorpresa, ma a settembre ci sarà il Rallegrati, stiamo ancora da decidere il posto, forse verso montagna. Preghiamo, amen. Quindi offertiamo in questo progetto col cuore libero, ok? Che Dio vi benedica e buona continuazione. Ok. È piaciuto alla leadership di farci fare un'altra volta quella canzone, quindi tutti in piedi per favore. E chiedo qua la presenza di Anna Giulia e le altre ragazze e quel ragazzo bravissimo che è venuto qui prima.
Così che mi hanno dato, come più o meno il solito, perché già mi conosce, il compito più brutto della serata in assoluto, che è quello di chiudere. Sì, purtroppo mi dispiace, però c'è gente che domani si deve svegliare presto, che deve suonare da qualche altra parte, perciò dobbiamo per forza chiuderla. Davvero un dispiacere, so che molti di qua sarebbero disposti, lo so, mi si spezza il cuore, spezza il cuore a tutti, un vero dispiacere. Perciò per tutti quelli che ci hanno seguito da casa, in live, tutti quelli che magari stanno aspettando domani per vederci, ringrazio di cuore per la vostra presenza, seppur virtuale. Per tutti voi che siete qua stasera, davvero grazie di cuore, Dio vi benedica. Se sei qua la prima, seconda, terza volta, se sei qua da un'intera vita, se è la prima volta che vieni qua, Dio ti benedica, è davvero stata una serata bellissima, un vivido ringraziamento a tutti i gruppi che hanno suonato, che hanno portato le loro abilità, che hanno portato il loro tempo, le loro risorse qui davanti alla Chiesa per poterle offrire con un cuore grato. Davvero un ringraziamento vivo a tutti quelli che per stasera hanno dovuto macinare chilometri, per tutti quelli che sono venuti fuori dalla provincia di Treviso. Dio ti benedica tantissimo per ogni chilometro che hai percorso per venire qua stasera. Davvero il Signore te ne darà ancora altri da percorrere per la sua opera. E qui improvvisamente senti tutti che no, sento pochi amen, alleluia, gloria a Dio per questo. Ma è così, l'opera di Dio è così, ma noi lo facciamo con un cuore davvero grato. Abbiamo tanti progetti sotto forma di tante chiese, in particolare per il gruppo giovani qua della Chiesa Battista Agape, l'Aga Move, che dovrebbe averlo scritto qua dietro forse. Siamo qua ogni sabato in questa chiesa, ok? Alle 6:30 di sera, ogni sabato, davvero un bellissimo momento nel quale possiamo cantare, possiamo divertirci, possiamo danzare, possiamo gridare, possiamo vivere appieno la gioia del Signore. E abbiamo in particolare un progetto per il quale vi vogliamo stendere l'invito per domenica prossima, se non mi sbaglio, a Belluno. Però chiedo a Giada, che è qui disponibile, sì, di parlarvene in modo per potervi raccontare di questa esperienza. Sì, buonasera a tutti. E come ha anticipato un attimo Samuel, settimana prossima, domenica prossima, avremo questa evangelizzazione a Belluno. E per chi c'era a febbraio, la scorsa evangelizzazione che abbiamo fatto a Treviso, può testimoniare di quanto il Signore ci ha usati in questa evangelizzazione. E guarda, il Signore ci ha sorpreso in un modo stupendo, ci ha usato in modo stupendo, ma ha anche toccato in modo stupendo il cuore di un sacco di giovani. Quindi abbiamo in cuore di fare un'altra evangelizzazione perché il Signore vuole toccare i cuori del Veneto. Abbiamo visto che il Veneto non ha il cuore chiuso per il Signore e davvero è un'opportunità davvero immaginabile e stupenda tra fratelli in Cristo di poter predicare questo amore che ha cambiato le nostre vite e può cambiare le vite di tanti altri giovani. Quindi il mio invito non è solo per la Chiesa Battista Agape, ma chiunque vuole partecipare. Sarà un'opportunità davvero in fratellanza di poter parlare di questo amore che ha cambiato le nostre vite. Quindi se sei interessato a partecipare a questa evangelizzazione, cercatemi dopo questo evento. Prenderò il tuo contatto e potremo parlare e organizzarci per questa opportunità davvero speciale. Quindi siete tutti invitati caldamente, sarà un'opportunità molto bella. Grazie. Amen. Partiremo per chiunque fosse interessato, partiremo da qui la mattina presto per andare su a Belluno in occasione del culto della nostra sede a Belluno, dove subito dopo potremo mangiare insieme, potremo anche prenderci qualche momento per studiare bene cosa fare e poi verso le 2:30 andare nella piazza della città per poter fare questo evento di evangelizzazione. Quindi qualsiasi informazione la potete di nuovo trovare con Giada, la potete trovare anche con Pastor Sandro. Se riesci a partecipare per la mattina, ottimo, sei benvenuto, avvisaci, troviamo le macchine, troviamo il modo. Se invece hai qualche impegno, devi suonare, devi fare qualcosa in qualche culto, allora comunque ci puoi raggiungere subito dopo pranzo, sempre lassù a Belluno. E
così arriva un momento che comunque è importante nella vita delle nostre chiese, perché vi invito caldamente per sfruttare questa situazione, non per prendere subito, scappare subito a casa, no, perché qui io dico, no, la serata è finita, adesso pregheremo per concludere davvero questo momento in cui abbiamo potuto celebrare il Signore, benedire il Signore, cantare il Signore, però adesso che chiuderemo ci sarà comunque un momento di comunione, puoi sfruttare questa situazione per parlare, per conoscere nuovi fratelli, anche lontani, anche vicini, magari arrivare da qualcuno che non conosce e poter dire, anche tu abiti qua vicino, wow, non lo sapevo, o per arrivare da qualcuno come ad esempio i nostri fratelli di Due Ville, credo, o sbaglio sempre il nome di quella città, ecco, addirittura da Vicenza, abbiamo persone qua da Belluno, da Sedico, abbiamo qualcuno che invece da Pordenone, cioè questa è la Chiesa di Dio, non semplicemente chiusa in uno stabile, non chiusa in un comune, ma universale. Questa è la Chiesa di Dio. Perciò usa pure il momento subito dopo qua che avremo finito per poter parlare, per poter chiacchierare e vivere insieme questo momento, insieme come Chiesa. Per concludere, perciò io vi chiedo di alzarvi in piedi per poter pregare, perché nella Bibbia più di una volta sta scritto che la preghiera comunitaria è efficace, è potente, dove 2 o 3 si riuniscono nel Signore, con loro Egli sarà. Che bellissima promessa che il Signore ci fa. E oggi siamo molti più di 2 o 3, gloria a Dio, alleluia. Perciò preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per questo momento di lode, di celebrazione. Noi vogliamo dedicare tutto questo per te, Padre. Noi vogliamo dare a te le nostre risorse, il nostro tempo, le nostre capacità, perché riconosciamo che tutto è venuto da te, tutto è per te e tutto avviene solo attraverso te, Padre. Perciò noi davvero abbiamo il cuore grato e ti vogliamo ringraziare. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente. Ti imploriamo, Padre, che tu possa agire. Fai in modo che questo messaggio non rimanga solo qui stasera, ma che ci possa accompagnare nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri lavori, nelle nostre scuole. Ti preghiamo, Padre, accompagnaci, staci vicino, fai sentire la tua presenza, Padre, anche nei momenti in cui siamo tristi, nei momenti in cui non sappiamo dove rivolgerci. Ti preghiamo, Padre, fatti sentire. Tocca la tua Chiesa, dai alla tua Chiesa la capacità, i modi, le possibilità di poter spandere il tuo santo nome, Padre, perché noi di nuovo vogliamo fare tutto questo solo per te, non per ricevere applausi, non per farci sentire bene, ma noi facciamo tutto questo solo per te. Noi ti benediciamo, Padre, ti acclamiamo, ti lodiamo perché riconosciamo che tu sei grande e sei potente. Perciò ti preghiamo, Padre, fatti sentire, tocca con la tua mano potente la tua Santa Chiesa. E tutto questo noi ti chiediamo non perché ce lo meritiamo, non perché ce lo siamo guadagnati, ma è solo attraverso l'opera del tuo Figlio che ha versato il suo sangue per noi. Perciò in nome di Gesù, amen. Che Dio di nuovo vi benedica, vi protegga, che il suo volto risplenda su di voi. Buona serata, buon ritorno a casa e ci vediamo.